Dove non arrivano le mani del chirurgo arriveranno quelle del robot. All'ospedale dell'Angelo di Mestre dal 2 febbraio alcune operazioni le farà Leonardo da Vinci. Questo è il nome dell'apparecchiatura robotizzata installata in una delle sale operatorie del nosocomio mestrino. Il chirurgo in carne ed ossa manovra da un monitor questa sua prolunga di altissima tecnologia con joystick e pedali. La videolaparoscopia, questo è il nome della tecnica operatoria, permette allo specialista di tagliare, cauterizzare, suturare con movimenti millimetrici e rotazioni impossibili per le articolazioni umane, da seduto e in assenza di tremore delle mani. Con quali vantaggi per il paziente? Una minor invasività rispetto alla laparoscopia, una maggior precisione nell'esecuzione di determinate manovre, soprattutto nelle strutture di tipo microscopico. Che significa anche meno disagi post-operatori e si spera una più breve degenza in ospedale. Urologia, chirurgia generale, ginecologia, otorinolaringoiatria, chirurgia toracica, le specialità del robot Da Vinci, acquistato dall'ULSS 12 per 2.684.000 euro e a disposizione di tutte le strutture sanitarie della cosiddetta area vasta veneziana. Cioè l'utilizzo di un sistema robotizzato che ha sì sede presso l'ospedale All'Angelo di Mestre, ma che in realtà è al servizio di tutti i cittadini della provincia di Venezia e non solo.